Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Ci sono tanti temi oggi di cui parlare, naturalmente il tema dell'emergenza coronavirus, il tema della pressione da parte delle regioni sul governo per una nuova stretta o comunque dei temi, delle scelte importanti da qui a Natale. Fra poco vedremo assieme i dati sull'emergenza coronavirus che ci sono appena arrivati dalla regione. Non sono buonissimi, ma li vediamo assieme. Ma prima di parlare di tutto questo andiamo a vedere la cronaca, perché c'è stata una tragedia a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Ce ne parla Monica Smiderle, che con Andrea Benetti è già sul posto. Buongiorno Monica. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, ti confermo, io mi trovo in questo momento a Montecchio Precalcino, precisamente in località Levà, in via Pra Castello. La tragedia si è consumata nell'abitazione che vedete alle mie spalle. All'interno i vigili del fuoco hanno rinvenuto un uomo e il suo cane, entrambi privi di vita. La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 5. La persona che ha perso la vita è Gianni Marotto, 75 anni, risiedeva appunto qui in via Pra Castello. L'uomo, una persona molto conosciuta in paese, pensionato per moltissimi anni, è stato tecnico radiologo all'ospedale di Vicenza, una persona conosciuta anche per i suoi meriti sportivi, perché è stato campione di ciclismo e ancora svolgeva attività come giudice di gara, dunque una persona molto conosciuta, ed è grande la commozione in paese e anche sono tantissime le persone che stanno raggiungendo questa abitazione di via Pra Castello. Che cosa è successo? Questa mattina intorno alle 5 un passante ha visto le fiamme uscire dall'abitazione, ha dunque dato subito l'allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con le squadre provenienti dalla caserma di Vicenza. Quando sono riusciti a entrare, i pompieri hanno fatto il triste rinvenimento a terra, il corpo dell'uomo. Abbiamo fatto anche delle immagini, Ferdinando, prego la regia di proporcele. Vi dicevo, hanno rinvenuto il corpo dell'uomo privo di vita e anche del cane che viveva con lui da molti anni. Con ogni probabilità Gianni Marotto sarebbe morto per asfissia. Probabilmente l'incendio sarebbe partito dal malfunzionamento di una stufa. Diverse, ci raccontavano i vigili del fuoco, le stufe presenti all'interno della casa e parecchi anche i fusti di GPL che sono stati rinvenuti, dunque un pericolo reale qui in via Pra Castello. Cattivo funzionamento con ogni probabilità, vi dicevo, di questa stufa. Il monossido di carbonio avrebbe appunto ucciso l'uomo. Il corpo in questo momento è posto sotto sequestro, così come l'edificio che vedete alle mie spalle, perché sarà con ogni probabilità disposto l'esame autoptico per fare luce sulle reali cause del decesso di Marotto. Secondo i carabinieri della compagnia DTN che sono presenti qui sul posto, comunque sarebbero da escludere coinvolgimenti da parte di terze persone, e dunque insomma il quadro che ne sarebbe emerso sarebbe quello del malfunzionamento della stufa, esalazioni di monossido di carbonio e quindi la morte dell'uomo e del suo cane. Come vedete, i vigili del fuoco sono in questo momento ancora all'opera per spegnere gli ultimi residui del rogo che ha praticamente distrutto questa casa dove Gianni Marotto viveva fin dalla nascita. L'uomo non era sposato. Qui sul posto abbiamo trovato anche la sorella gemella, fortemente provata ovviamente da quanto accaduto. Sul posto ancora anche i carabinieri
di Thiene. Insomma, le operazioni di spegnimento andranno avanti ancora per qualche tempo. Se non ci sono domande, Ferdinando, ti restituisco la linea. Monica, allora io ti chiederei una cortesia. Sappiamo che avete già parlato magari un po' con qualche vicino di casa, non sappiamo se siano effettivamente vicini di casa nel senso stretto della parola, però comunque con persone che conoscevano Marotto. Abbiamo visto qualche intervista nel materiale che sta arrivando qui in redazione, che poi useremo per comporre i servizi di questa sera. Ci pare di capire che fosse comunque una persona molto ben voluta, apprezzata. Lui naturalmente nella sua vita professionale aveva fatto il tecnico radiologo, ma si parla anche di una persona appassionata di sport. Abbiamo visto tanti articoli di stampa magari un po' specializzata, sportiva, su di lui, sulle sue attività ciclistiche. Emerge l'immagine di un uomo magari un po' riservato, ma comunque molto ben voluto. Te lo confermo, Ferdinando, viene descritto come una persona molto riservata, ma allo stesso tempo una persona molto generosa. Qui all'interno della sua abitazione aveva un piccolo orto, quindi riusciva ad avere anche qualche ortaggio che spesso regalava, donava ai suoi vicini di casa. Ho visto lacrime anche da parte di amici storici che con lui hanno condiviso la passione per lo sport, la passione per il ciclismo. Poi andremo anche dal sindaco che recentemente ha voluto dedicare proprio alla figura di Gianni Marotto un libretto, perché lui è stato campione di ciclismo e quindi insomma una persona che si è contraddistinta anche in questo ambito, una persona che ha fatto del volontariato. Purtroppo ultimamente si era un po' isolata, ci raccontano gli amici, ma non mancava mai di salutare chi passava per questa strada, per via Fracastello. Una persona, ripeto, molto generosa, molto ben voluta in paese. Per questo insomma la commozione è tanta. Abbiamo avvicinato anche la sorella gemella di Gianni Marotto, non ha voluto rilasciarci dichiarazioni, ma lo ricordano come una persona molto buona, molto appassionata anche di famiglia, molto affettuosa. Questo è il ritratto che viene fatto appunto di quest'uomo che purtroppo ha perso la vita in questo tragico incidente avvenuto questa mattina nella sua abitazione. Allora Monica, intanto noi ringraziamo te e Andrea Benetti per questo importante collegamento. Naturalmente noi siamo in onda fino alle 13:30, quindi se dovessero emergere particolari o notizie importanti chiedeteci subito, immediatamente la linea, ne parleremo per dare in diretta tutto quanto ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi. Allora, torniamo in studio, facciamo un breve riassunto di quello di cui stiamo parlando in apertura di telegiornale. Allora, c'è stato vediamo se abbiamo anche qualche video in più di quelli che ci arrivano dai Vigili del Fuoco. Chiedo ad Alessandro Costacurta in regia magari di farcelo vedere. Allora, c'è stato un incendio questa mattina a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Vedete ancora le macerie fumanti di questa abitazione in cui abitava Gianni Marotto, 75 anni, tecnico radiologo in pensione, con il suo cane viveva in questa casa che è andata completamente distrutta in un incendio furioso scoppiato attorno alle 5 stamattina. Un passante ha visto le fiamme uscire dall'abitazione, ha dato l'allarme, i pompieri sono accorsi sul posto, però quando sono arrivati non c'era purtroppo più niente da fare per Marotto. È morto, è stato trovato carbonizzato anche il suo fedele amico. La notizia si è subito diffusa in tutta la zona dove Marotto era molto conosciuto sia per la sua attività lavorativa che per la sua passione, quella del ciclismo. Adesso stiamo raccogliendo con Monica Smidel, che è sul posto per tutte le informazioni del caso, tutto il materiale possibile su di lui. Anzi, se qualcuno dovesse avere un ricordo, una foto, un'aneddoto da raccontarci di questa persona che ci viene descritta come un uomo di gran cuore, molto riservato magari perché aveva fatto una scelta di vita di vivere un po' riservato fuori dal paese con il suo cane e i suoi animali, insomma. Ma se qualcuno dovesse avere
qualcosa, un ricordo, un'immagine, una foto che ha piacere di condividere con noi la useremo volentieri nei nostri servizi di questa sera. Stasera avremo anche l'intervista agli amici, l'intervista al sindaco, tutti gli approfondimenti del caso. Detto questo, noi siamo pronti per fare la prima pausa pubblicitaria, però voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, abbiamo tantissime notizie da darvi, dobbiamo ancora sentire la nostra redazione di Bassano con le ultime novità dalla Pedemontana. Padova con tutto quello che sta succedendo nella città del Santo. Vicenza, sappiamo che ci sono delle novità importanti, in più abbiamo già i dati dell'emergenza coronavirus, abbiamo tutte le novità per quanto riguarda il Covid, visto che si sta parlando proprio di una stretta su quelle che saranno le attività da qui a Natale. Si parla di ridurre la validità del Green Pass, insomma ci sono tantissimi temi, se ne sta parlando proprio oggi fra Stato e Regioni, quindi sono temi di grandissima attualità, li vediamo assieme dopo la pubblicità, state con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo appena visto la notizia di cronaca più importante delle ultime ore, un uomo è morto nel rogo della sua abitazione a Montecchio Precalcino, si tratta di Gianni Marotto, ex ciclista, tecnico radiologo in pensione, aveva lavorato per tanti anni all'ospedale di Vicenza, persona molto nota, molto amata, ma anche abbiamo sentito dalle parole di Monica Smidele che se avrà altre notizie tornerà in diretta con noi grazie alla parte tecnica di Andrea Benetti. Adesso però da Vicenza andiamo a Padova dove c'è Valentina Visentini che ci ha chiesto la linea per importanti novità sulla situazione legata ai No Green Pass. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, come vedi mi trovo all'esterno della sede del Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell'USL 6 di Padova. C'è al momento è entrata una delegazione del Movimento Veneto No Green Pass perché questa mattina a Padova era prevista una manifestazione di questo Movimento No Pass a sostegno dei sanitari Novax sospesi e il grosso della manifestazione per consentire il lavoro degli uffici dell'USL e il regolare passaggio del traffico in questa via è stata spostata in modo statico davanti al Santo, dove non sono mancati, li abbiamo poi documentati con le immagini della collega Chiara Gaiani, alcuni momenti di tensione perché una manifestante si rifiutava di indossare la mascherina e quindi è stata fermata, è stata identificata dalla polizia perché appunto si rifiutava di mettere la mascherina. Sono insomma momenti un po' concitati perché ha un po' inveito contro questa disposizione dell'obbligo di mascherina durante gli assembramenti. Poi una delegazione di manifestanti si è avviata qui per avere un incontro con la dottoressa Gottardello, che è la responsabile del Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell'USL 6, che è un ufficio che gestisce la commissione dove vengono valutate tutte le posizioni dei sanitari che non si sono sottoposti al vaccino e che quindi sono poi stati sospesi dalla professione. Questa è la cronaca di questa mattinata padovana, iniziata appunto con questa ulteriore manifestazione di protesta dopo il corteo di persone di martedì sera dove appunto c'erano già state 9 multe per persone che non avevano indossato la mascherina. Valentina, allora Padova sappiamo che è stato un po' il fulcro, l'epicentro di molte iniziative di protesta, di forti tensioni anche sociali, perché il tessuto commerciale si è un po' lamentato, la politica sta battibeccando anche su questi temi. Che aria tira in città in questi giorni? C'è ancora tensione, c'è voglia di ripartire in un altro modo o siamo ancora arrugginiti sui temi dei giorni scorsi? No, c'è molta preoccupazione a Padova perché anche oggi vi do il dato appena arrivato dall'azienda Zero. A Padova nelle ultime 24 ore ci sono stati 495 casi, quindi stiamo sfiorando i 500 casi ogni 24 ore di Covid, siamo a 3.700 positivi in tutta la provincia, è la peggiore in assoluto del Veneto e non è a caso che sia anche la città dove avviene il maggior numero di manifestazioni no pass. Dall'11 di novembre c'è l'ordinanza del sindaco che impone l'uso della mascherina
mascherina durante queste manifestazioni, ma abbiamo visto proprio con i nostri occhi che gli irriducibili ci sono e che non vogliono mettersi la mascherina, e quindi diciamo che a Padova, che è una città che fa registrare comunque sopra il 90% di persone vaccinate, sta un po' cominciando a soffrire queste manifestazioni che non accennano a diminuire. Allora Valentina, sappiamo che la giornata è complicata a Padova, sì, quindi ti lasciamo andare. Sì, no, un aggiornamento sì, di cronaca. Infatti, volevamo sapere se hai già qualcosa di cronaca per noi. Sì, perché ieri avevamo dato la notizia di una titolare di una falegnameria, di un'azienda di legnami di Montegrotto rimasta schiacciata da un bancale. Purtroppo è appena arrivata la notizia che le condizioni si sono aggravate e la signora è deceduta in ospedale. Quindi proprio una notizia di pochi minuti fa, la titolare della Martini Legnami, che ieri sera è rimasta coinvolta appunto in questo infortunio, a questo punto diventato incidente mortale sul lavoro, è deceduta a causa delle ferite riportate dallo schiacciamento del bancale che l'aveva investita. Allora Valentina, se ci saranno altre novità da Padova non esitare a richiamarci, le daremo come sempre in diretta ai nostri telespettatori, e ritengo che sia bene risentirci prima della fine del telegiornale alle 13:30 anche per puntualizzare, fare un punto definitivo su quanto abbiamo detto finora. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Torniamo in studio. Allora, abbiamo sentito la cronaca, ovviamente la cronaca quotidiana si intreccia con l'attualità in queste ore in cui i temi del Covid la fanno da padrone, ma anche i temi di cronaca. Poi andiamo a rivedere quello che è successo. Adesso invece con la regia di Alessandro Costacurta diamo un'occhiata ai dati che ci sono appena arrivati dall'azienda Zero della Regione del Veneto, e che ci dicono che cresce ancora il numero dei nuovi positivi, delle nuove positività riscontrate nelle scorse ore. Sono 1603 i nuovi positivi in Veneto. Avete sentito 400 solo a Padova, anzi vediamo, possiamo già vedere Padova, sono quasi 500. Padova in questo momento è la zona che è un po' più in difficoltà sotto questo profilo. Sono 308 le nuove positività nel Trevigiano, 251 a Venezia, 186 nel Veronese, 233 in provincia di Vicenza, poi Belluno, Rovigo 59, 48. Questo porta il numero degli attualmente positivi a 18.628. Erano settimane che non c'era un numero così alto. Anche in questo caso molti sono a Padova, quasi 4.000 sono a Padova. Poi abbiamo, vedete, Treviso, 3.000 a Venezia, 2.303 a Verona, 3.000 quasi a Vicenza. Sono 465.000 quelli che si sono negativizzati, sono 11.892 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Naturalmente dall'inizio dell'emergenza sono 496.329 i veneti che dall'inizio dell'emergenza Covid sono stati trovati positivi. Sono dati, poi adesso dopo la pubblicità vediamo anche il resto, quelli legati alla sanità, però sono dati che pur non essendo devastanti iniziano a preoccupare, ed è comprensibile anche il sentimento di preoccupazione delle autorità, ma anche del tessuto, del comparto commerciale produttivo, che si ritrova con una prospettiva di numeri ancora più alti, difficoltà forti da qui a Natale, e sappiamo benissimo che sopportare un altro Natale di difficoltà potrebbe essere davvero, davvero complicato per tutti. Adesso noi facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Lo saremo fino alle 13:30. Abbiamo visto le ultime notizie di cronaca, ricordiamo la notizia della ultima ora: c'è stato un incendio a Montecchio Precalcino. Gianni Marotto, ex ciclista, tecnico radiologo in pensione, è morto nella sua abitazione assieme al suo cane. Per ora le cause sembrerebbero legate a un guasto, a un problema tecnico. Infatti
pare dalle primissime informazioni e indiscrezioni che la causa del decesso possa essere legata ad asfissia. Poi naturalmente il fuoco ha fatto quel che ha fatto, carbonizzando letteralmente i corpi dell'uomo e del suo cane. Naturalmente tutto per filo, per segno e approfondito lo vediamo nel TG Bassano di questa sera. Adesso continuiamo a vedere i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto, poi vediamo i vaccini più avanti, vediamo la situazione ospedaliera grazie alla regia di Alessandro Costacurta. Possiamo farvi vedere quanti ricoveri ci sono in questo momento. Vedete già che Padova, fulcro dell'epicentro in questo momento di questa fase del Covid, con quasi 500 nuovi casi, ha 10 persone in terapia intensiva e positive naturalmente, e 36 positive in area non critica. Ma vediamo il dato complessivo. Ci dice che in questo momento sono 351 le persone ricoverate in area non critica, di cui 306 ancora positive e 45 che si sono negativizzate. 62 sono ricoverati in terapia intensiva, di cui 55 positive e 7 che si sono negativizzate. A conti fatti abbiamo 361 persone ancora positive ricoverate in questo momento in Veneto. Non sono numeri spaventosi, però sono numeri in crescita, in costante crescita, ci fanno capire che la situazione insomma va presa con le molle. In tutto abbiamo più di 400 persone ricoverate fra positivi e persone che si sono negativizzati. Poi c'è un bilancio positivo di 3 unità per quanto concerne l'area non critica, che ci pare di vedere il più basso degli ultimi giorni. C'è un bilancio positivo di 1 unità per quanto concerne le terapie intensive del Veneto, e sono da segnalare anche 3 decessi nelle ultime ore. Adesso facciamo il punto della situazione con le ultime dichiarazioni disponibili da parte della Regione, che sono quelle dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarini, che ha fatto con noi ha tracciato un bilancio degli ultimi giorni. Sentite cosa ci ha detto. Il bollettino di questa mattina non ci fa dormire sonni tranquilli, diciamo così. 1500 casi, eravamo a 1245-50 ieri mattina, siamo aumentati molto oggi. Chiamatela impennata, chiamatelo forte aumento, a seconda delle province, però la sostanza è quella. In Veneto i contagi crescono e preoccupano. Per il momento la situazione negli ospedali è ancora sotto controllo, ma il futuro è incerto. Fortunatamente la parte ospedaliera aumenta, ma di qualche unità, quindi ancora sono con dimensioni molto sotto controllo. Siamo al 62% in terapia intensiva e a 349 in area non critica. Siamo un po' aumentati leggermente di più nell'area non critica e fortunatamente meno in terapia intensiva. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che il virus sta circolando molto e che dobbiamo essere molto attenti. Non c'è dubbio che i parametri che ha a disposizione la cabina di regia del Ministero sono cambiati dalla scorsa settimana. Per passare in giallo serve il 15% di occupazione dei posti letto in ospedale nei reparti non critici e il 10% nella terapia intensiva. Noi abbiamo una previsione, la cabina di regia di questa settimana, che avremo un 6% di terapia intensiva e un 5-6% di area non critica. Quindi abbiamo ancora qualche margine, però giorno dopo giorno vediamo che noi comunque stiamo salendo. Quindi la sensazione è quella che in un paio di settimane potremo sicuramente essere in area gialla. Domani è in programma una conferenza delle regioni. I governatori parleranno di come affrontare l'eventuale cambio di colore. Misure differenziate tra vaccinati e non vaccinati, come proposto dal presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga, possono creare problemi costituzionali, sostiene Zaia, ma è innegabile che questa sia la pandemia dei non vaccinati, che sono l'80% dei ricoverati in terapia intensiva e il 70% in area non critica. Sullo sfondo c'è un Natale da salvare a tutti i costi. Andiamo a vedere qual è la situazione della terapia intensiva, in questo caso di Padova. Abbiamo visto anche i dati di poco fa, che è il polo ospedaliero, quello padovano, con più persone ricoverate positive in terapia intensiva. Questi dati che vediamo non sono aggiornati a questa mattina, sono aggiornati a ieri sera, quindi è possibile che ci sia un piccolo sfasamento, ma vediamo qual è la situazione.
Là dove ci sono assembramenti sicuramente c'è la possibilità che il virus circoli e che quindi si diffonda maggiormente nella comunità. 356 nuovi casi in 24 ore, Padova, città veneta dove avvengono più manifestazioni no pass e la provincia dove si registrano più contagi. L'incidenza di 114 casi ogni 100.000 abitanti è la più alta in Veneto, sono oltre 3.400 le persone attualmente positive che hanno un aumento di 1.000 casi nell'ultima settimana. La fascia d'età più colpita dal Covid è quella tra i 45 e i 65 anni. Resta stabile invece il numero dei ricoveri. Attualmente sono 62 pazienti, per lo più nel reparto di malattie infettive. Abbiamo due tipologie di pazienti ricoverati. Abbiamo il non vaccinato, giovane, sotto i 60 anni o attorno ai 60 anni, che si trova soprattutto in terapia intensiva. Abbiamo il vaccinato anziano o grande anziano, quindi con pluripatologie, che si trova in particolare nell'area geriatrica, nell'area medica. Su 12 persone ricoverate in terapia intensiva, 9 non sono vaccinate e sono giovani. In azienda ospedaliera medici, infermieri e OS lavorano ormai senza sosta da mesi e ora devono fronteggiare le sospensioni dei colleghi Novax che sono saliti a 204. Abbiamo queste 204 persone attualmente sospese perché appunto non si sono vaccinate. Sono delle sospensioni che pesano sulla organizzazione dell'ospedale e a cui facciamo fronte in questi giorni, naturalmente con il lavoro dei colleghi che quindi devono sobbarcarsi ulteriore lavoro rispetto a quello di quelli che sono appunto sospesi. Adesso andiamo al San Bortolo di Vicenza, dove c'è anche un neonato positivo sotto osservazione ricoverato, ma dove c'è il cosiddetto virus respiratorio sinciziale a preoccupare i medici. Per fortuna la fascia pediatrica si mantiene poco colpita in acuto dall'infezione. In questo momento abbiamo un neonato che è ricoverato positivo, la mamma è positiva, ahimè non si era vaccinato durante la gravidanza, il bambino si è positivizzato, è in osservazione stretta in ospedale perché essendo piccolo siamo molto timorosi dell'evoluzione. Questo bambino ha difficoltà alimentari, ha avuto febbre e lo dobbiamo tenere in osservazione, ma da un punto di vista respiratorio non sta presentando sintomi allarmanti. Covid che si insinua sempre di più anche nella fascia pediatrica. La maggior parte per fortuna sono asintomatici, vengono seguiti a domicilio, non hanno importanti ripercussioni in acuto. Ma a preoccupare in questo periodo nella fascia di età dei più piccoli non è principalmente il Covid, spiega Bellettato, ma l'insidia del virus respiratorio sinciziale. In questo momento il grosso problema che stiamo affrontando è quello relativo alle infezioni respiratorie da virus respiratorio sinciziale. È un'epidemia che non ha precedenti, nel senso che con questa intensità non l'abbiamo mai vista. Di solito è una forma stagionale che è abbastanza contenuta, ma in questo periodo vediamo veramente a tappeto tutti i bambini piccoli, perché da 1 a 6 mesi è la range di età, che sono colpiti in maniera importante perché ne stiamo ospedalizzando tantissimi. In questo momento abbiamo 12 bambini ricoverati in terapia, in pediatria e 5 in terapia intensiva pediatrica. Praticamente tutta la principale occupazione di questo periodo è rivolta a questa acuzia. Alziamo un po' il livello, anche la temperatura, viste le polemiche che sorgono in questi giorni fra sì Green Pass, no Green Pass, sì Vax, no Vax. E da Padova giunge la notizia di un medico che ha ricusato un paziente Novax. Ha curato i suoi pazienti Novax che avevano preso il Covid, ma una volta guariti il medico li ha ricusati, ovvero invitati a rivolgersi ad un altro medico. Il caso ha come protagonista un medico di base di Recanati che ha fatto molto parlare. Il medico in questione ha ricevuto la solidarietà di tanti colleghi, ma questi episodi sono all'ordine del giorno. Anche Domenico Crisarà, presidente dell'Ordine dei Medici di Padova e medico di base, ha invitato un suo paziente convinto Novax a rivolgersi ad altri ambulatori. In questo caso non aveva nessun problema, era un paziente normale che però aveva queste spinte Novax, e dopo averci parlato anche tanto, alla fine visto che
come tutti i Novax veri, non ci sono argomentazioni che tengano e contrappongono le fantasie più disparate. Quando abbiamo finito l'ho invitato a trovarsi un altro medico, perché io l'avrei, come si dice in gergo, ripusato. Il rapporto medico-paziente deve basarsi sulla fiducia reciproca. Se questo non accade, allora il medico può chiedere al paziente di cambiare. Quando si tratta di fare diagnosi e terapia, il paziente deve rispettare la competenza del medico. Il secondo me non esiste. Non si tratta di non prestare le cure, anzi Crisarà concorda con il collega di Recanati, i pazienti malati di Covid vanno prima curati, ma poi il rapporto può essere interrotto. Se un cittadino, una persona ha bisogno dell'aiuto medico perché sta male in quel momento anche io farei l'impossibile per farlo stare meglio e poi ne parliamo. La differenza sta nel fatto che se io devo avere con una persona un rapporto come dire, continuativo, un rapporto che dura nei decenni, neanche negli anni, deve essere basato su un rapporto di fiducia. Andiamo a vedere adesso una segnalazione che ci arriva tramite l'ANSA dalla Fondazione Gimbe. Dal 10 al 16 novembre sono dati a livello nazionale, però ci fanno capire bene il trend di questo momento. Dal 10 al 16 novembre, secondo il monitoraggio Gimbe, appunto, continuano a salire del 23,1% anche i casi attualmente positivi. Sono 123.396 a livello nazionale rispetto a 100.205. Del 23,5% le persone in isolamento domiciliare, sono 118.000 rispetto a 96.000 della settimana precedente, 21,8% i decessi, 402 di cui 28 riferiti comunque a periodi precedenti. Sul fronte ospedaliero ci fanno sapere si registra un ulteriore incremento di posti letto occupati da pazienti Covid rispetto alla settimana precedente, più 15,5% in area medica e 14,3% in terapia intensiva. In termini assoluti, il numero dei pazienti Covid in area medica è aumentato da 2.371 del 16 ottobre a 3.970 del 16 novembre, se è un 67% in più. Quello nelle terapie intensive è da 338 a 481, 42,3% in più. Questi, lo ricordiamo, sono dati nazionali, però ci fanno capire che la crescita è addirittura forse un po' più forte rispetto ai dati del Veneto a livello medio nazionale, però c'è e si nota e c'è da capire che cosa deciderà di fare il governo da qui in avanti. Le pressioni da parte delle regioni sono molte, si parla sempre più spesso di non è il termine esatto lockdown, comunque di scelte che saranno di sicuro impopolari, legate a chi comunque non vuol farsi vaccinare o non può vaccinarsi. A questo punto non volere, non potere purtroppo mettere le persone in una condizione molto, molto simile. Adesso vediamo un servizio della nostra redazione padovana che ha fatto i conti rispetto a quello che è successo poco più di 2 settimane fa, ovvero le festeggiamenti di Halloween con i risultati dei giovani. Il Covid-19 va a scuola e quando ci riesce disturba tutta la classe, eppure i genitori. Dal 2 novembre i numeri dei contagi e delle classi in quarantena e in sorveglianza monitoraggio nel Padovano sono cresciuti. Bisogna dire che abbiamo un aumento della circolazione del virus nelle scuole, non c'è niente da dire. Questa è la realtà. Noi eravamo partiti un mese fa con poche classi interessate e adesso abbiamo 45 classi a casa, si dice in quarantena perché hanno avuto uno o più casi positivi nella loro classe, quindi sono a casa 45 classi. Poi abbiamo invece 100 classi che sono in sorveglianza attiva, sorveglianza monitoraggio, quindi vanno a scuola, però c'è un rischio minore per cui possono andare a scuola. Sostanzialmente hanno avuto un solo contatto, un positivo a scuola. Cosa è successo in questa prima metà di novembre? Abbiamo registrato un aumento, soprattutto, possiamo dirlo dopo Halloween? Lo possiamo dire, vero? Perché un po' nel mese d'ottobre i ragazzi andavano fuori a fare ricreazione, a fare la loro attività, la loro vita naturalmente. Tanto è vero che la maggior
parte dei ragazzi interessati sono quelli delle elementari e delle medie. I casi sono aumentati a novembre anche a causa di compleanni, feste e con la ripresa di attività al chiuso, ricorda la dottoressa Gottardello. La mascherina è obbligatoria dal primo anno di elementari. Alle superiori il problema è ridotto anche per i molti vaccinati. Ora facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, dobbiamo sentire ancora Vicenza. Abbiamo un altro incendio scoppiato a Padova, ci stanno arrivando anche le immagini, quindi c'è tanto ancora da raccontare, siamo in onda fino alle 13:30, state con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito le notizie di cronaca, abbiamo sentito le notizie legate all'emergenza coronavirus, adesso sentiamo anche le notizie vicentine dal centro città con Luisa Bertini che ci aspetta per raccontarci tutto quello che sta accadendo nell'area America oggi. Sì, buongiorno. Oggi abbiamo seguito un importante momento sportivo dedicato ai ragazzi della scuola elementare Loschi, perché è un'iniziativa di promozione della pratica motoria promossa dall'Associazione Italiana Cultura e Sport e abbracciata dall'assessorato, che prevede che per 250 studenti delle classi che vanno dalla terza alla quinta elementare e la prima e la seconda media dell'Istituto Maffei di contare 10 ore settimanali di attività sportiva proprio con l'obiettivo di promuovere lo sport tra i più piccoli, specie alla luce di questi 2 anni di fermo dovuti alla pandemia, e quindi anche di promuovere i valori dello sport. E queste 10 ore sono tenute anche da insegnanti di rilievo, come ad esempio il campione italiano di box pesi gallo Luca Rigoldi, che oggi abbiamo anche intervistato, e ovviamente approfondiremo poi nei servizi che andranno in onda all'interno del TG. Adesso io mi trovo qui in centro a Vicenza perché stiamo un po' sondando gli animi anche tra i vicentini per sentire che cosa ne pensano dell'ipotesi di Green Pass rafforzato, che verrà oggi discusso nella conferenza Stato-Regioni, sarà portato all'attenzione del ministro Gelmini. Quindi per il momento diciamo che c'è una discrepanza di voci, nel senso che molti dicono no, le limitazioni, qualora dovessimo andare in zona gialla, in zona arancione, è bene che siano democraticamente condivise da tutti, mentre altri non sono più disposti a limitazioni ulteriori e pensano anche che questa introduzione del Green Pass rafforzato, limitata ai non vaccinati, possa anche dare un po' di sospiro di sollievo a tutte quelle attività, vedi i bar, vedi i ristoranti che sarebbero costretti a chiudere prima, quindi a chiudere prima in virtù appunto di queste eventuali limitazioni giallo, arancione o zona rossa. Quindi stiamo un po' sondando gli animi, ecco. Sapevamo, Luisa, che questo è un tema polarizzante, uno di quei temi che dividono naturalmente la tensione anche sociale destinata ad alzarsi da qui in avanti, perché pare che comunque a una qualche stretta si arriverà. Noi come sempre siamo pronti a raccontare tutto quello che succede. Allora Luisa, intanto grazie per questo collegamento. Se ci sono altre novità da Vicenza non esitate a contattarci, siamo in onda fino alle 13:30, tutto il resto lo vediamo nel TG Vicenza di questa sera. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro a voi. Allora, noi abbiamo la possibilità di tornare da Monica Smith e Andrea Benetti a Montecchio Precalcino per sentire le dichiarazioni del sindaco. Finché ci colleghiamo con i nostri colleghi, però, vi facciamo vedere con la regia di Alessandro Costacurta i dati delle vaccinazioni, perché sono importanti, perché ci fanno capire dove stiamo andando. Quindi adesso noi vediamo i dati assieme in attesa di capire se riusciamo a collegarci con Montecchio Precalcino, dove, lo ricordiamo, c'è stato un incendio nel quale ha perso la vita Gianni Marotto, un 75enne pensionato molto noto in tutta la zona, ex ciclista, e di cui stiamo raccogliendo le informazioni. Quindi chiedo alla regia quando possiamo andare a Montecchio Precalcino, altrimenti vediamo i dati dei vaccini. Allora, eccoli qua. Sono 17.000 le dosi
somministrate nella giornata di ieri. Sono 1237 le prime dosi, sono 3286 i cicli completati, 12.000 addirittura le addizionali booster. Ormai vediamo che addizionali e booster sono molte di più rispetto alla sommatoria anche di prime dosi e cicli completati. Il Veneto ha somministrato il 92%, 92,7% per l'esattezza, delle dosi a disposizione, quindi vuol dire che si sta correndo molto anche su questa fase della campagna vaccinale. Scendiamo, ecco, allora penso che possiamo andare a Montecchio, Montecchio Precalcino, ricordiamo, dove c'è Monica Smiderle con il sindaco. Buongiorno Monica, buongiorno anche al tuo ospite. Buongiorno Ferdinando, sì, ci siamo spostati da Contrale Va, siamo qui attualmente in municipio a Montecchio Precalcino con il sindaco Fabrizio Parisotto. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Abbiamo raccontato con i nostri collegamenti la tragedia che è accaduta questa mattina a Contrale Va, l'incendio dell'abitazione, le esalazioni di monossido di carbonio, la morte purtroppo di Gianni Marotto e del suo cane, una tragedia che ha profondamente colpito il paese. Sì, ha scosso tutti quanti perché era conosciuto in paese, soprattutto per la sua passione per lo sport, per il ciclismo. Persona, dai miei ricordi, da quanto mi raccontano anche chi lo conosceva meglio di me, sempre solare, sempre sorridente e sempre pronto ad aiutare, molto generoso. Lo abbiamo ricordato anche l'anno scorso perché gli abbiamo dedicato un articolo sul nostro giornalino del paese, La Bastia, che facciamo una volta all'anno, in cui abbiamo raccontato tutta la sua storia, fatalità proprio l'anno scorso, con l'edizione dell'anno scorso, e quindi sicuramente un momento triste per tutta la comunità. La sua storia sportiva avete ricordato appunto con questo articolo nel giornalino del paese, perché Gianni Marotto, vi ricordo, è stato un grande appassionato di ciclismo, ma anche insomma una persona che ha vinto dei titoli. Sì, ha vinto molti titoli, come dicevo doveva anche firmare per entrare nel professionismo, solamente che poi per motivi familiari ha deciso di non approdare nel professionismo appunto. E so che ha vinto anche perché una volta smesso con la carriera ciclistica, si era dedicato al lavoro suo, che era tecnico di radiologia dell'ospedale di Vicenza, e con gli ospedalieri aveva vinto anche un campionato mondiale. Senta, dalle testimonianze che abbiamo raccolto e anche dalle parole dei parenti di Gianni Marotto ne emerge un profilo che si contraddistingue per la grande generosità di questa persona. Sì, lo confermo, come l'hanno confermato appunto chi lo conosceva meglio di me, purtroppo devo usare il passato. Sempre generoso con tutti, viveva nella semplicità, da solo con il proprio amato animale, e tutti lo ricordano sempre assieme al suo cane. Si dedicava anche al volontariato. Sì, faceva parte anche di qualche gruppo di volontariato, faceva proprio parte della sua natura, generoso e disponibile con tutti. Ferdinando, questo insomma è il racconto di questa persona che purtroppo ha perso la vita questa mattina nell'incendio della sua abitazione. Vi ricordo l'allarme è scattato intorno alle 5, un passante ha visto le fiamme uscire dall'edificio, i vigili del fuoco sono arrivati prontamente sul posto, una volta che sono riusciti ad entrare hanno trovato il cadavere dell'uomo riverso a terra, probabilmente ci dicevano avrebbe provato anche ad aprire una finestra, qualcuno dice anche di avere udito delle grida, sono ovviamente voci che abbiamo raccolto sul posto questa mattina. Fatto sta che i vigili del fuoco hanno appunto rinvenuto il cadavere dell'uomo riverso a terra vicino ad una via d'uscita, vicino ad una finestra, con lui l'amato cane. Per lui non c'è stato appunto nulla da fare, sul posto anche i carabinieri che escludono comunque, lo ricordiamo, il coinvolgimento di terze persone. La salma di Gianni Marotto
Tutto è a disposizione dell'autorità giudiziaria che con ogni probabilità ne disporrà l'autopsia. Sotto sequestro anche la casa. Stanno terminando, Sindaco, anche l'operazione di spegnimento dell'immobile da parte dei Vigili del Fuoco. Sì, ho parlato prima con l'ingegnere capo dei Vigili del Fuoco responsabile, ho detto che la situazione è sotto controllo, che l'edificio affiancato non ha subito alcun danno, che quindi non ci sono particolari precauzioni da prendere. Ferdinando, se non hai domande ti restituiamo la linea. Noi ringraziamo Monica Smiderle, il suo ospite, sindaco di Montecchio Precalcino. Ringraziamo anche Andrea Benetti per questi collegamenti. Noi siamo come sempre in onda fino alle 13:30, quindi Monica, se arriveranno altre novità importanti non esitate a richiamarci, le daremo in diretta come sempre ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi. Torniamo in studio, allora abbiamo qualche minuto ancora prima della pausa pubblicitaria, ma diamo un'occhiata ancora ai dati, continuiamo a parlare dell'emergenza Covid. Sono 3.700.000 le persone in Veneto che hanno la prima dose, ovvero il 76,5% del totale. Sono i 3.600.000 quelli che hanno il ciclo completo, ovvero il 74,6% del totale. Questo è sulla popolazione residente, naturalmente. Sono 76% quelli che hanno almeno una dose più prenotati, e poi vediamo che quasi il 5% ha già la terza dose booster o addizionale, sono addirittura 236.906 persone. Vediamo però, questa è una nuova forma un po' più semplice della tabella, perché vediamo che degli over 12, ovvero di quelli che si possono vaccinare, l'84,9 ha fatto la prima dose, l'82,8 ha il ciclo completo, naturalmente sempre di chi ha più di 12 anni, l'85% ha almeno una dose o si è prenotato per la seconda, e il 5,4% ha la terza dose addizionale o booster. Questo invece è il grafico dell'andamento delle inoculazioni, che si sono un po' fermate. Siamo sotto quota 100.000 ormai da più di un mese, quindi vuol dire che sta andando un po' a rilento la campagna vaccinale, ma d'altronde, avendo toccato tutti quelli che si potevano raggiungere, adesso restano persone che non possono o non vogliono essere vaccinate. Comunque siamo a 47.000 in questo metà settimana di novembre, e vediamo che comunque i dati sono alti in tutto il Veneto. Torniamo in studio. Allora, prima della pubblicità vediamo questa intervista al direttore dell'ULSS 2 Francesco Benazzi dopo la radiazione di Riccardo Zunski. Se volete dirmi le ingiurie che mi avete scritto, ditemele in faccia, abbiate almeno questo coraggio. Invece purtroppo questo coraggio non c'è, ci si nasconde dietro una mail, dietro un messaggio. Non ci sta il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi a passare per il responsabile della radiazione dalla professione di Riccardo Szumski, medico di famiglia e sindaco di Santa Lucia di Piave. Provvedimento di competenza dell'Ordine dei Medici, non certo dell'azienda sanitaria, ma tant'è. Nella confusione generale si spara alla cieca, e in queste ore l'email della direzione è presa di mira con insulti e accuse. Mi stanno arrivando decine e decine di messaggi offensivi ai quali rispondo, spero in modo pacato, però dicendo a questi soggetti: signori, io ho sempre tenuto aperta la porta a tutti, io ricevo tutti, se non siete vigliacchi siete persone serie, altrimenti siete dei vigliacchi, perché come dice qualcuno siete dei leoni da tastiera, però dopo di fronte non avete il coraggio di venire. Io vi aspetto, io ricevo qualsiasi persona. L'ULSS 2 Szumski non l'ha neppure sospeso per non essersi vaccinato, il procedimento è ancora in corso, ma i sostenitori del medico, paladino delle cure domiciliari, contrario alle vaccinazioni di massa e al Green Pass, non fanno distinzioni. Nel frattempo i numeri dei contagi risalgono, più 1.379 positivi nell'ultima settimana. I comportamenti dei non vaccinati portano a questo. Infatti siamo passati da 74 a 84 ricoveri, cioè stiamo aumentando in modo esponenziale. Tra i ricoverati anche 3 anziani vaccinati ma scaduti 6 mesi, ribadisce Benazzi. Va fatta la terza dose. L'incidenza media in provincia è di 156 positivi su 100.000 abitanti, con 52 comuni ormai sopra i 200. Il fronte scuole non è affatto rassicurante, 112 classi in monitoraggio, 47 in quarantena per un totale di 159, e si torna a liberare posti letto per i pazienti positivi, 30 all'ospedale di Vittorio Veneto, che si avvia a tornare Covid Hospital. Noi ci stiamo riorganizzando per questa
quarta ondata, però se ognuno si mette la mano sulla coscienza e si vaccina, io credo che la quarta ondata non ci sarà. Questa era l'ultima notizia della nostra corposa pagina legata all'emergenza Covid. Adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché siamo in onda fino alle 13:30, c'è tantissima cronaca di cui parlare. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Apriamo la pagina della cronaca. Naturalmente abbiamo aperto il nostro telegiornale con la cronaca, con la notizia del rogo costato la vita a Montecchio Precalcino a Gianni Marotto, 75 anni, ex ciclista, tecnico radiologo in pensione, morto con il suo cane nell'incendio della sua abitazione, incendio che ormai sembra essere quasi certo, è dovuto a un problema, forse un problema elettrico o a un malfunzionamento di una stufa. Naturalmente poi nel TG Bassano di questa sera vedremo tutte le altre informazioni su questa vicenda. Adesso andiamo in provincia di Padova, andiamo nella Bassa Padovana, terra di allevamenti avicoli. L'influenza aviaria si sta facendo sentire in Veneto, pare che ci siano oltre 600.000 animali da abbattere. L'influenza aviaria, dopo i tanti casi nel Veronese, è arrivata nel Padovano. 2 i focolai in provincia, in 2 grandi allevamenti, uno a Este e uno a Lozzo a Testino. Quello di Este sono circa 15.000 tacchini interessati che andranno in abbattimento domani, e mentre le circa 600.000 galline di Lozzo Testino andranno in abbattimento nei prossimi giorni perché ci vorrà un po' più tempo. Rossi segnala l'enorme costo, ma non c'è scelta, per l'abbattimento degli animali che verrà eseguito sul posto, mentre ditte specializzate si occuperanno di smaltire le carcasse. In più c'è il danno subito dagli allevamenti per l'invenduto. Gli abitanti della zona delle Stense non corrono pericoli per la salute. Non c'è nessun problema perché sono virus, al contrario il coronavirus, questi sono virus di uccelli, cioè portati da uccelli migratori che arrivano dalla Russia, dal nord Europa, che stanno praticamente migrando verso l'Africa, praticamente, ecco. Non c'è nessun pericolo per la salute, per la sanità umana. Questa non è proprio una notizia di cronaca, quella che stiamo per darvi, ma è legata comunque alla cronaca perché, nonostante il periodo di difficoltà, continuano gli incontri dei carabinieri con gli anziani, i cittadini, i giovani. I carabinieri con la gente, per la gente. La pandemia non ha fermato il lavoro capillare e quotidiano dei militari. Dopo il tunnel buio, dei lockdown, dopo l'interruzione delle relazioni, coi rapporti relegati alle videoconferenze e alla didattica a distanza, si apre una nuova fase dell'epidemia, quella della convivenza col virus. Non cadono le precauzioni, ma nel rispetto delle regole di sicurezza sanitaria, anche nel Vicentino la comunità riallaccia rapporti veri, meno virtuali, più reali, e così i carabinieri tornano ad incontrare gli anziani, gli studenti, i cittadini. Assolutamente è molto importante, proprio nel ruolo di rassicuratori sociali che abbiamo all'interno della società, avere dei frequenti contatti con la popolazione, fasce deboli, con gli anziani, ma anche con i giovani, quindi gli incontri con le scuole, per la diffusione della cultura della legalità. E proprio per alimentare la cultura della legalità, per insegnare ai giovani l'importanza in una democrazia del rispetto delle regole e per assistere le fasce più deboli della popolazione, il comandante provinciale dei Carabinieri di Vicenza ha dato indicazione ai suoi referenti sul territorio che si riprendano i contatti con i sindaci, con le istituzioni, con le scuole. Una delle attività più importanti è quella della prevenzione dei reati, in particolare quelli più odiosi che colpiscono gli anziani. È molto importante avere la possibilità e l'opportunità di incontrare gli anziani per dargli dei suggerimenti, dei consigli, delle indicazioni molto semplici che possono essere raccolte e che sicuramente possono svolgere un ruolo determinante proprio nella prevenzione di questi fenomeni estremamente fastidiosi perché colpiscono le fasce deboli.
Si è parlato di reati odiosi, questo che vedrete adesso rientra assolutamente nella casistica. C'era una persona specializzata nel rubare in chiesa. Entrava nelle sacrestie delle chiese, forzava i mobili per rubare somme di denaro. Ladro di elemosine che agiva nelle parrocchie tra Crespadoro e Altissimo è stato pizzicato dai militari dell'Arma dopo una serie di indagini partite grazie alla denuncia relativa al furto di 200 euro avvenuta all'interno di una parrocchia del territorio. L'uomo 53enne residente a Malo è stato denunciato per furto aggravato. Restiamo a Vicenza per la prima multa pioppata con il nuovo codice della strada a un conducente di monopattino che se ne andava in giro senza casco. Una mattina come tante, Vicenza si è svegliata da poco e già il traffico torna a correre e a urlare. Siamo in Riviera Berica all'altezza della Villa La Rotonda del Palladio, uno degli angoli più pittoreschi del mondo, eppure l'incanto si spezza all'improvviso. Un ragazzino di 17 anni alla guida del suo monopattino elettrico si scontra con una macchina. La dinamica è ancora in analisi da parte della sezione infortunistica, ma questo monopattino con ogni probabilità, oltre a circolare contromano, il suo conducente non aveva utilizzato il casco protettivo. Per fortuna questo non è un servizio TG di cronaca nera, no, perché siamo felici di poter raccontare come il ragazzino, pur sbalzato a terra dall'urto, non abbia riportato gravi conseguenze. Se la sarebbe cavata con un codice giallo, portato al San Bortolo, è stato tenuto in osservazione. Ma la notizia è che questa, a Vicenza, sarebbe la prima violazione alle nuove disposizioni entrate in vigore da una settimana a integrazione del codice della strada. Si tratta della prima violazione per mancato uso del casco in caso di utilizzo di monopattino per un sinistro stradale. Le nuove norme infatti incentivano la micromobilità elettrica, ma attenzione perché danno un giro di vite all'utilizzo dei monopattini. Vengono annoverate quelle violazioni che riguardano praticamente la circolazione senza la conduzione a mano sui marciapiedi, oppure contromano, controsenso, il trasporto di un secondo passeggero sul monopattino, oppure di oggetti e degli animali stessi, trainare o farsi trainare da altri veicoli e tra cui anche l'utilizzo del casco per i minori di anni 18. Adesso la Polizia Locale di Vicenza alza il livello di attenzione sulla nuova normativa. In particolare gli agenti vigileranno sulla sicurezza dei monopattini elettrici. Da qui in poi l'attenzione verterà soprattutto sul centro storico, sul centro urbano, in modo da garantire la totale conformità da parte degli utenti di questi veicoli alle norme, alle nuove norme del codice. Parliamo ancora di giovani, ma parliamo di bullismo perché ad Arzignano si punta sulla prevenzione. Alessia Bevilacqua, il sindaco di Arzignano, torna sul preoccupante episodio avvenuto l'8 settembre scorso al Parco dello Sport, dove una baby gang composta da 5 minorenni ha aggredito un coetaneo pestandolo violentemente per estorcergli una modesta somma di denaro. Questo è stato un caso isolato che è stato anche risolto, anche se spiace per il ragazzino per quello che magari ha vissuto in quel momento. Ripeto, è un caso isolato, ma come ho già detto invitiamo i genitori, i ragazzini prima di tutto a parlare con i genitori in caso di prepotenze e soprattutto violenze da parte di altri ragazzi magari più grandi e i genitori li invitiamo quindi a rivolgersi alla polizia locale che lavorano tanto sul territorio appunto per prevenire anche queste situazioni. Un caso isolato fortunatamente dunque secondo il sindaco, ma l'attenzione sull'odioso fenomeno del bullismo va tenuta alta anche ad Arzignano. Potrebbe essere la punta di un iceberg di malessere anche nella Valle del Chiampo e per questo il comune, se da una parte mantiene alto il livello di sicurezza attraverso la videosorveglianza della polizia locale, dall'altra continua a promuovere una serie di iniziative rivolte direttamente alle famiglie e ai giovani. Abbiamo fatto tanti corsi nelle scuole coinvolgendo i genitori nelle ore serali appunto con dei formatori esperti che ci hanno parlato del bullismo, di questo fenomeno sociale, ma anche del cyberbullismo, ecco, perché è importante che il primo appunto lavoro si faccia poi all'interno delle nostre famiglie, che riusciamo a capire i comportamenti o le preoccupazioni dei nostri ragazzi, dei nostri bambini e parlarne, confrontarsi appunto anche con degli esperti o comunque con le istituzioni può davvero risolvere anticipatamente anche delle situazioni prima appunto che magari diventino più gravi.
Situazioni come queste possono essere comunque monitorate, comunque scoperte grazie, ci fanno sapere da Padova, alla videosorveglianza. Verranno acquistate, in questo caso parliamo appunto di Padova, 50 nuove telecamere da mettere in 19 aree verdi di tutti i quartieri della città. Dopo molti mesi di lavoro finalmente riusciamo ad annunciare questo progetto che ho fortissimamente voluto, ma che ovviamente ha trovato la collaborazione di tutta l'amministrazione comunale, perché l'idea è quella di rendere ancora più sicuri tutti i parchi della nostra città. Ecco perché con 300.000 euro che sono stati messi a disposizione per questo progetto acquisteremo una cinquantina di videocamere di sorveglianza che verranno posizionate in una ventina di parchi della nostra città per renderli più sicuri, perché vogliamo andare incontro a quelle esigenze di tutte le famiglie che vogliono frequentare i parchi, che vogliono anche essere più sicuri anche quando portano i propri figli a giocare nelle zone verdi di cui Padova fortunatamente è piena, e quindi questo progetto va proprio in quella direzione. Garantire ancora di più la sicurezza all'interno dei luoghi di ritrovo dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze, delle famiglie, e penso che questo, che secondo me deve essere considerato assolutamente il primo stralcio, perché l'obiettivo chiaramente è di arrivare a una copertura completa e totale di tutte le zone verdi e i parchi della città. Andiamo a Venezia per una maxi operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto abusivi e irregolari di ogni genere. Stretta della Guardia di Finanza di Venezia su abusivi e irregolari. Ci siamo rivolti al settore, diciamo, della contraffazione, al settore dell'abusivismo commerciale, perché è evidente che questo turismo di massa è interessato a un certo tipo di offerta commerciale di basso livello, quindi chincaglieria, souvenir e prodotti, diciamo, di bassa qualità. 180.000 i prodotti sequestrati, in particolare nel centro storico lagunare sono stati controllati 5 negozi con oltre 52.000 oggetti senza le indicazioni di sicurezza, oltre a centinaia di capi d'abbigliamento e sciarpe contraffatte che hanno portato alla denuncia di 2 cittadini bengalesi. Nell'area portuale invece sono state sequestrate 4.000 paia di calzature con falsa indicazione Made in Italy e 50.000 capi di abbigliamento. Controlli anche su guide turistiche e taxiacque. I controlli sulle guide turistiche, ad esempio, sono state tutti con esito regolare, quindi questo ci fa estremamente piacere. Nel caso dei taxi d'acqua, attività che abbiamo necessariamente dovuto fare con la componente navale, in un caso è stato individuato un'imbarcazione priva delle prescritte autorizzazioni. Un lavoro svolto in sinergia con altri attori istituzionali. Ad esempio i controlli nei confronti del bed and breakfast li abbiamo fatti insieme con il corpo della Polizia Municipale di Venezia, perché ciò ci garantiva anche una serie di l'esercizio di alcuni poteri che sono in capo a quel corpo di Polizia Municipale. In provincia i militari del secondo nucleo operativo hanno sequestrato a vario titolo 75.000 tra accessori, gioielli, giocattoli, con successiva segnalazione alla Camera di Commercio e fermato un furgone con targa romena che trasportava centinaia di gioielli di bigiotteria con false indicazioni destinati a una società del veneziano. Da Venezia alla Marca trevigiana, Mogliano assediata dalla criminalità. Domenica sera l'assalto di una banda armata nella villa del petroliere Giancarlo Miotto a Marocco di Mogliano, tenuto sotto sequestro con la famiglia da 4 malviventi armati. Appena 48 ore dopo, a Zermani, in via della Chiesa, 2 passi dalla parrocchia della frazione, tentato colpo in un'altra villa, quella dell'imprenditore Nicola Giolla, stavolta però sventato dall'intervento del custode. È un vero e proprio assedio quello che vive in questi ultimi giorni Mogliano, che oltre all'incubo degli assalti in villa si trova a fare i conti con i furti, come quello tentato a Campocroce in via della Seta, nell'abitazione della famiglia Bastianello. Il capofamiglia si accorge di quanto accaduto intorno alle 21. Sono poi vicini a raccontargli di aver sentito l'allarme scattare verso le 19:30. Sarebbe stata proprio la sirena a far fuggire i ladri che avevano ormai già aperto il portoncino d'ingresso. Con dei cacciaviti evidentemente hanno fatto leva qui e una volta appunto hanno fatto un po' di leva, una spallata, hanno buttato giù e hanno tolto tutte le cerniere appunto del serramento. Colpo andato a vuoto quindi, ma restano i danni materiali e morali. Danni soltanto del portoncino d'ingresso che stiamo riparando, però appunto in 16 anni che sono qua è già la terza volta che è successo, perciò
evidentemente tengono d'occhio le case appunto che sono vuote in quel momento lì. Da Camporoce a Zermani, in via Braida, malviventi in azione stanotte in un'azienda agricola in un'area che ospita anche l'abitazione dei proprietari. Dopo aver divelto una finestra si sono introdotti dal garage e da qui attraverso una porta avrebbero raggiunto l'ingresso della casa. A questo punto però si sarebbero accorti del sistema d'allarme inserito e delle telecamere, decidendo di fuggire. Nonostante nella rimessa ci fossero un compressore, un tagliaerba e anche l'auto con le chiavi inserite, i ladri se ne sono andati portando con sé un contenitore con delle sarde in saor e una bottiglia di pompelmo. Malviventi più o meno improvvisati dunque, ma anche bande di professionisti specializzati negli assalti in villa, come quelli del colpo a Marocco ai danni di Miotto o quelli messi in fuga ieri sera dalla villa di Nicola Giol grazie al tempestivo intervento del custode, che ha notato dei movimenti sospetti nelle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza. Ha così messo in fuga i banditi e dato l'allarme. Oggi resta un senso di inquietudine per quanto accaduto e nessuno se la sente di parlare. Fortunatamente non in questo momento, mi scusi. Anche qui in via della Chiesa in azione una banda formata da 4 uomini come accaduto a Marocco. Saranno fondamentali per le indagini le immagini catturate dalle telecamere e acquisite dai carabinieri per individuare i responsabili e soprattutto per capire se si tratti delle stesse persone del colpo di domenica sera. Proprio su questo argomento c'è un'intensificazione dei controlli da parte dei carabinieri. Questo è uno dei posti di blocco organizzati dai carabinieri. Si tratta di una delle zone di Mogliano considerate a rischio fra case e ville. Dopo l'ultimo colpo di domenica e quello tentato di ieri nel territorio, i controlli sono serrati. In questi giorni i controlli dei carabinieri sono stati intensificati. Abbiamo il supporto delle squadre di intervento operativo del 4° battaglione Carabinieri Veneto che contribuiscono ad accrescere il numero di servizi oltre a quelle ordinariamente assicurate dalle stazioni della compagnia. Si fermano auto, si presidia il territorio, si controllano strade e vie, nulla viene tralasciato. I carabinieri in forze stanno sorvegliando il comune in lungo e in largo. Diventa fondamentale la collaborazione con i cittadini. La collaborazione è fondamentale dei cittadini perché una telefonata tempestiva al 112 in caso di movimenti sospetti o dubbi in genere potrebbe consentire un intervento altrettanto tempestivo dei carabinieri. L'appello è sempre lo stesso: se vedete situazioni anomale, via vai di auto sospette, movimenti strani, chiamate il 112. L'intervento immediato delle pattuglie potrebbe salvare una casa dalla visita dei ladri o ancora peggio dei rapinatori. L'attenzione è altissima, i cittadini sono preoccupati, ma i carabinieri stanno indagando a 360 gradi per dare un nome ed un volto ai rapinatori di Marocco. Importante, hanno spiegato i militari, è dare sicurezza alla gente. Per questo i controlli sono stati intensificati. Chiudiamo la pagina della cronaca, torniamo invece a Vicenza per vedere come rinasce Corso Fogazzaro. Corso Fogazzaro è tornata a vivere come era un tempo, quindi dopo un periodo buio dove le chiusure erano tantissime, siamo riusciti con una politica di sostegno anche viabilistico a ripopolarla e l'ultimo negozio dovrebbe riaprire finalmente nelle prossime settimane. È stato dato un bel segnale anche perché le attività nuove che hanno aperto sono anche di un certo rilievo e di conseguenza Corso Fogazzaro sta rinascendo e siamo molto felici. E insieme ad Alberto abbiamo aperto questo negozio a fine giugno ed è stata un po' una scommessa, nel senso che non è un momento facile per nessuno, però ci abbiamo creduto, abbiamo visto il posto, ci è piaciuto molto e abbiamo deciso di partire con questa avventura e abbiamo scelto questa zona in particolare perché è una delle vie più belle della città. Lo leggiamo che le scelte dell'amministrazione sono state quelle giuste, nel senso che la viabilità limitata in questo modo va più che bene, perché chi arriva in Corso Fogazzaro con l'auto è perché deve acquistare o deve fare delle commissioni in questa via, non è una via di passaggio, non è una scorciatoia. La ZTL a fascia oraria ha funzionato, è un esperimento che ha dato frutti positivi per quanto riguarda il commercio e anche dal punto di vista viabilistico va detto che non crea un disordine perché comunque chi va lì per il negozio ci arriva, non è una zona di passaggio frequente. Esatto, è stata una scelta giusta in quanto la zona è ripartita, i negozi, cioè è evidente che sono più popolati. Significa che quello per cui abbiamo lottato, insomma i commercianti che hanno voluto questa ZTL a tempo e il passaggio delle auto comunque limitato, ha dato una sferzata diciamo
diciamo, dal punto di vista commerciale a questa zona che era diventata un po' depressa, insomma. In Corso Fogazzaro si è abbastanza concentrata la realtà artigiana di piccole attività delle piccole attività dove chiaramente le persone preferiscono essere seguite e selezionare il prodotto. La via è tornata allo splendore che rappresenta, quindi invito tutti i cittadini, ma anche quelli che vengono da fuori, di andare a vedere questa zona della città poco conosciuta. A far rinascere Corso Fogazzaro ha contribuito anche Rete Veneta, che con numerosi servizi ha dato voce e ha sostenuto le richieste dei commercianti. Una via che riparte durante la difficile congiuntura economica post-pandemia è una vittoria per tutti. Grazie invece a Rete Veneta e bene, l'unione fa la forza. Si parla ancora del tema del lavoro, del mondo del lavoro, però in un ambito decisamente diverso, ne ha parlato anche il Papa. Il mio pensiero va ai lavoratori di Borgo Valdebuna e quelle zone preoccupati per il loro futuro lavorativo. Di fronte ai loro assillanti problemi mi unisco ai vescovi e ai parroci del territorio, esprimendo la mia vicinanza. Un sussulto e un'emozione profondissima per le parole e la preghiera invocata dal Santo Padre per i lavoratori di ACC e Ideal Standard. Nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare, eppure è accaduto. Al termine dell'udienza generale del mercoledì, durante la quale il Papa ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi dedicato a Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù, in 50 secondi Francesco ha lanciato un appello per la salvaguardia dei posti di lavoro di Borgo Valbelluna. Rivolgo un accorato appello affinché in questa situazione, così come in altre simili che mettono in difficoltà tante famiglie, non prevalga la logica del profitto, ma quella della condivisione equa e solidale. L'eco delle parole del Papa è arrivato in sinistra Piave quasi simultaneamente, suscitando fortissima commozione per il sostegno della Chiesa tutta, già scesa in campo sabato scorso alla manifestazione di Melle con i vescovi Marangoni di Belluno Feltre e Pizziolo di Vittorio Veneto. Un messaggio estremamente significativo che rappresenta un'ulteriore spinta a lavorare per la ricerca di soluzioni concrete che possano garantire il futuro delle aziende e la stabilità occupazionale, dichiara in una nota il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Speriamo che il commosso appello del Papa convinca chi ha in mano il destino di ACC e Ideal Standard, afferma l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. Il richiamo nobile e appassionato del Papa mette un sigillo all'impegno delle 3 sigle sindacali di categoria, FIOM, FIM e UILM, che ringraziano il Santo Padre. Al centro di ogni questione lavorativa, ha affermato Papa Francesco, va sempre posta la persona e la sua dignità. Quando non si guadagna il pane, si perde la dignità. Dobbiamo pregare tanto per questa gente. Chiudiamo il nostro Focus TG un po' in modo più leggero. Andiamo a Venezia, dove è sorta un po' una polemica per la multa appioppata al cosiddetto nonno delle anatre, nonno delle papere. Noi siamo andati a sentire che cosa ne pensano i commercianti. Sentite cosa ci hanno detto. Le anatre, non so, per i bambini sono un'attrattiva per i bambini. A Venezia è praticamente sulla bocca di tutti la storia di Roberto Mazzoleni, il pensionato di 78 anni che si è visto recapitare una multa di oltre 400 euro e destinata a lievitare se non pagata entro i famosi 5 giorni, perché reo di curare le papere per sottrarle alle grinfie fameliche dei gabbiani killer, come testimonia la scena cui abbiamo assistito in prima persona. Sembra tanta una cosa giusta, assolutamente, quello no. Anzi, è bello avere queste papere qui a Venezia, è una cosa particolare per noi adulti e anche per i bambini. Vero, è una città talmente triste oramai, direi, che queste papere per me veramente a vederle mi fanno tanta gioia. Di tutta la mia esistenza, che ho 85 anni, ne ho passato di tutti i colori e dunque chi dovrebbe far meglio che se possibile, perché sono delle cose che sono molto tristi, però a malincuore non si può fare contro di loro. È rassegnata, insomma? Sì, sono rassegnata perché sulla mia vita è stata molto dolorosa. Non è normale, sì, questa situazione, no? Non è normale questa situazione. Cosa ne pensa lei? Pensa che
la città deve fare qualcosa per aiutare questa persona. La gente non capisce niente, guardi. Invece di vedere le cose belle, dove c'è un po' di amore per gli animali, danno le multe, le diano quelli che non tirano sulle cacche dei cani. La gente intervistata a Santa Marta, dove il pensionato è da tutti conosciuto come il nonno delle papere, ai Carmini e tra Santa Croce e Dorsoduro. Nomi e volti diversi per un pensiero che diventa corale. Così anche Berto, il fiorista della zona, che tutte le mattine fuori dal negozio trova un'intera famigliola di papere ad attenderlo prima che alzi la saracinesca. E te dico sinceramente, è una gioia per me. Mi piace, cosa ho avuto che te dica. E continuerò a dargli da mangiare, sperando che non mi darà multa. Prima di salutarci, una notizia che arriva dall'ANSA: è stata recuperata dai Vigili del Fuoco sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Trieste l'imbarcazione affondata a Duino lo scorso 8 novembre. Nell'incidente erano morti 2 diportisti, padre e figlio di 80 e 52 anni, originari di Conegliano. I Vigili del Fuoco hanno operato con 2 imbarcazioni del nucleo soccorso subacqueo e acquatico e una motobarca degli specialisti nautici del comando di Trieste. L'imbarcazione si trovava a una profondità di 10 metri, è stata portata in superficie tramite speciali palloni, poi si è provveduto a svuotare l'unità dall'acqua per garantirne il galleggiamento. Questa era l'ultima notizia del nostro Focus TG. Ringraziamo Alessandro Costacurta per la regia, ringraziamo tutti i nostri colleghi che ci hanno permesso, assieme ai tecnici, di portarvi a casa, portare nelle vostre case tutte le ultime notizie di oggi. Vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera, TG Bassano e di TG Vicenza, per saperne di più, e vi auguriamo un buon pomeriggio.